Valeria di Natale di Valeria? Poggio del Cardo. Poggio del Cardo allora è un'azienda agricola che produce pomodorino. Sì, pomodoro, cuore di bue, ciliegine e datterino, tutto in fuorisuolo, dentro serra. Spiegaci cos'è questo fuorisuolo. Fuorisuolo è una tecnica di coltivazione che utilizza dei substrati inerti per reggere le radici, l'80% in meno d'acqua rispetto ad una coltivazione a terra e consente di controllare i fattori di produzione e raggiungere dei livelli qualitativi, soprattutto in termini di gradi Brix e gusto, elevatissimi. Parliamo comunque di altissima tecnologia, giusto? Perché Parliamo di tecnologia molto alta, questa è una tecnologia che abbiamo importato dai paesi come l'Olanda, ma anche la Spagna, è una tecnologia diffusa da quelle parti, l'Israele, dove appunto magari per necessità di controllare il clima o per mancanza d'acqua c'è la necessità di sviluppare questo tipo di tecnologia. la vostra è un'azienda agricola, dicevi prima, che ha 30 anni di storia. Poi com'è che avete deciso di avviare questa implementazione tecnologica? Abbiamo deciso di continuare a lavorare su questa azienda, che è appunto un'azienda che abbiamo ereditato dai nostri nonni e poi dai nostri genitori, perché volevamo sfruttare il più possibile questa opportunità e soprattutto dare un po' voce e anche un look diverso a quello che è il nostro lavoro da generazioni. Sei una donna, sei un'imprenditrice in agricoltura. Com'è per una donna in questo ambito? È molto divertente, è sfidante. Però sicuramente non ci si annoia mai, seguiamo il ciclo della natura, quindi ogni giorno, ogni stagione è una cosa diversa. La cosa più difficile che ti sei trovata ad affrontare? Allora, la cosa più difficile a volte è la distanza, perché siamo in un posto bellissimo ma a volte lontano dai punti in cui succedono le cose, però siamo fortunati di essere in occasioni come questa ad accorciare queste distanze e fare in modo di arrivare dovunque. Spiegalo dove siete, perché chi... Siamo al Fruit Logistic a Berlino. No, qui siamo a Fruttilogista Berlino, ma Sì. dove si trova l'azienda? L'azienda si trova a Pachino, tra Pachino e Portopalo, in una zona completamente vocata all'agricoltura e alla crescita del pomodoro. Ci troviamo praticamente tra due mari, tra lo Ionio e il Mediterraneo. La nostra azienda è su un colle, quindi siamo anche abbracciati da tutti i venti della zona. Dicevi, quante serre avete? L'azienda si estende per circa 5 ettari, appunto gli ettari sono tutti coltivati a pomodoro. All'orto a casa fa le piantine di pomodoro, eh? Queste vostre sono un po' grandi. Sì, le nostre sono come lo fate voi, ma più in grande, direva uno Quanto sport. arrivano? A che altezza arrivano? Fino a 5-6 metri di altezza rispetto al suolo, crescono in verticale. E questa salinità di cui parlavi, che effetto dà sul pomodoro? Come dicevo, le nostre aziende sono tutte molto vicine al mare, le falde sono molto saline, questo crea uno stress positivo sulla pianta e in qualche modo concentra gli zuccheri e il sapore all'interno del frutto. Quindi produciamo meno in termini di volumi, ma di più in termini di qualità. E poi mi parlavi di salubrità prima, cioè ci sono alcuni metalli pesanti. Sì, perché il fuorisuolo ci consente di essere completamente nickel free e alcune persone sono allergiche o intolleranti in qualche modo, sensibili a questo tipo di materiale che si trova nel suolo e che quindi le piante tirano su con le radici. Grazie alla possibilità di coltivare in fuorisuolo abbiamo in grande sostanza evitato di portare su anche il nickel e quindi il nostro pomodoro è davvero adatto a tutti. Dove lo vendete? Lo vendiamo nei principali mercati ortofrutticoli d'Italia, Milano, Fondi, Treviso, Torino e anche all'estero in Svizzera e in Inghilterra. Come costa più o meno del... No, è un prodotto che è in linea con i costi di prodotti come questo su questa stessa fascia di qualità. Ovviamente costa di più perché ce n'è meno disponibile, però non ha un eccessiva impatto, ecco, sul consumatore finale. Voi con Poggio del Cardo avete creato un nuovo brand moderno. Sì. Cioè... Questo è il nostro nuovo brand, Sapito. È il brand che abbiamo dedicato al pomodoro in grande sostanza. Sapito vuol dire gustoso in dialetto siciliano, sapido in italiano. E con questo brand volevamo proprio comunicare da un lato un po' la sapidità, la salinità di quello che è il nostro prodotto, dall'altro lato il gusto, che sono i due fattori che in qualche modo ci contraddistinguono. L'ultima domanda è la più difficile, non so se, senza pensarci troppo, Sì? è più potente la volontà o l'immaginazione? La volontà sempre.